l'opportunità di intervistare un'icona del nostro hockey. Leo, stasera una partita diciamo dai due volti dove probabilmente Follonica è riuscito, non è, è riuscito a fare il suo gioco, ha trovato un Valdagno che ha saputo capire forse qualcosa degli schemi, delle velocità, soprattutto nelle ripartenze. No, beh, Valdagno sicuramente ha fatto una partita molto intensa, forse più intensa anche della nostra, soprattutto nel primo tempo. E poi quando una squadra così trova dei gol di vantaggio è difficile andare a prendere la palla ai vari Giuliani, Boregan, Sanchez, insomma, non era la partita ideale per mettersi a rincorrere. Ecco, un'altra cosa, dopo, intanto complimenti per la Supercoppa, io ho visto molto bene questo Follonica, abbiamo parlato nel pre-partita del discorso gruppo che sarà un po' probabilmente l'arma più importante da gestire sia da parte tua come così, leader morale, vogliamo chiamare così, della squadra, sia assieme a Montigella e sia per Sergio Silva. No, no, ma il gruppo è assolutamente fantastico, veramente un gruppo che sono diversi anni che è insieme con varie aggiunte, però un nucleo solido, siamo grandi amici, quindi sicuramente ci rialzeremo anche dopo questa sconfitta.